Una rivoluzione chiamata autonomia, un progetto forte, impegnativo, una riforma senza precedenti che domani approda a un tavolo tecnico presieduto dal premier Giuseppe Conte. Io immaginavo un travaglio difficile, del resto si sta verificando, prova ne sia che è la prova provata che è una grande riforma. Penso ci siano tutti i presupposti per decidere, per fare un passo in avanti. L'unica cosa positiva che vedo è che la vocazione che ha deciso di fare a sé il Presidente del Consiglio mi fa ben sperare, perché se anche il Presidente del Consiglio non riesce in questa impresa sarebbe veramente tragico. Intanto torna il ritornello del no alla scissione dei ricchi. Barbara Lezzi, ministro per il Sud, targato Movimento 5 Stelle, mette in discussione le bozze sospettate di favorire 3 regioni e danneggiare tutte le altre. Poi manda un messaggio al Veneto: la riforma non si fa in 2 giorni, e accusa la Lega di chiedere la luna. Se leggeva il nostro progetto invece di fare dichiarazioni ai giornali avrebbe avuto contezza che la luna non la stiamo chiedendo, magari chiedessimo la luna, chiediamo quello che c'è scritto in Costituzione. Mi grave che lo dica il Ministro, perché il Ministro se è convinto che una regione chiede la luna in linea con la Costituzione è meglio che si appresti subito a modificare la Costituzione, ma a tutt'oggi i grillini non hanno né presentato una modifica della Costituzione in tal senso e né tantomeno presentato a noi cittadini, a voi organi di stampa, la loro proposta di autonomia. Ad oggi esiste solo una proposta di autonomia, la nostra. Domani il tavolo tecnico e politico presieduto dal premier Giuseppe Conte tornerà a valutare la bozza. E Luca Zaia è più ottimista che mai. Spererei che quantomeno si approfittasse di mandare avanti una preintesa da mandare in Parlamento per le opportune osservazioni, dopodiché raccogliere le osservazioni e decidere poi di chiudere con un'intesa finale. Se si arrivasse a un'intesa finale entrerà in gioco il Parlamento, dove il Movimento 5 Stelle chiede un'approvazione a maggioranza assoluta e dove c'è il rischio che l'intesa venga modificata, addirittura stravolta. Ma attenzione, perché qualunque partito si metterà di traverso a Roma dovrà poi venire a spiegarlo ai veneti. C'è stato un referendum e la storia insegna che la voce del popolo non può restare inascoltata.